Ma veramente molto ma molto bravo e conosci tutto di tutti sulla canzone e del teatro. Signori, è venuto a trovarci Nicola Mormone, eccolo qua. Grazie. Benvenuto. Grazie. Ciao, come stai? Sto bene. Lo so che sei... No, io sono frettolosa perché so che tu mi hai portato una canzone che io non conosco. Hai detto una canzone molto ma molto sfiziosa, te la vorrei far sentire. Dimmi il titolo, dimmi gli autori, se te li ricordi, dimmi qualcosa. Allora, la canzone parla dell'inizio secolo. Armando Gil, primo cantautore italiano. Lui quando è stato il primo perché lui faceva tutto ed era l'unico che ha fatto improvvisato. Sì. Lui diceva musica di Armando, parole di Gil, canta. Armando Gil, fine dicitore, uomo di cultura, che su ogni fatto politico, sociale, ci scriveva una canzone satirica, e teneva un umorismo molto spiccato, molto fine, molto bello. Hai ragione, noi di fatti ricordiamo come pioveva, un zampognaro innamorato, insomma ha scritto tanto. Poi era famoso in teatro, era famoso per la famosa improvvisata, tanto che una volta lo vollero fare una sfida con Petronini, a chi faceva improvvisata più lunghe, alla fine non vinse nessuno, vincette il pubblico che per la prima volta ebbe il piacere di averli tutti e due sul palcoscenico. E tu adesso cosa ci fai ascoltare? Ci fai ascoltare Villeggiatura a Capri, sempre musica di Armando, parole di Gil, canta Nicola Mormone. Canta Nicola Mormone. Eccolo qua. Applausi per Nicola Mormone. Chi andava a Capri doveva fare all'epoca quasi 7-8 anni di sacrifici, perché Capri era il posto ideale per i magnati del petrolio, per gli attori del cinema muto, ma un'impiegata media all'epoca, inizio secolo, a Capri non ci poteva ir. E dopo aver fatto tanti sacrifici, lui prima di andare dicette, ma va a fare un mese di villeggiatura a Capri. Come tornò da Capri, gli amici lo aspettavano, e allora, e lui... Sono stato un mese a Capri a villeggiare, tra la grotta azzurra, i faraglioni e il mare, e in mezzo a quella vita così cosmopolita io ne ho viste crude e cotte tanto il giorno che la notte, bellezze francesi, scozzesi, inglesi, americane, donnine di tutti i paesi e pesci can, mi pare il Grand Hotel, una tour de Babel. A tabletò dell'allora del tè, vesti corti, sbracci décolleté. Dopo sul jazz, foxtrot, shimmy, very well, yes, me gusta, yaoi. Poi col chiaror lunar, sperduti accanto al mare, sentivamo spesso il suono d'un valzer blu. Shoo shoo. Mentre i vecchi se ne stavano a giocare e i mariti di politica a parlare, le miss foxtrottavano, le mademoiselle fumavano, era in pieno le sue funzioni la società delle nazioni. Ma quando per farmi notare cantai qualcosa al pian, da donne mi vidi accerchiare in modo strano e dicetta così che mi fanno morire. Tutte sbracce, décolleté, scozzette, scende femmina attorno a me e s'imbrugliava in lingua così, very well, yes, me gusta, yaoi. Tanta che mi stunaia, chissà che combinaia, che una francesina a un tratto mi gridò cochon. La mattina presso sulla spiaggia, ahimè, 100 sguardi fissi stavan su di me. D'un tratto un gran fermento di gridi di spavento, s'era visto un grosso squalo poco lungi dallo scalo, e chi in camicetta scappò
chi nudo in costumin, ed io mi trovai con sei donne nel camerin. Meno male però che lo squall si pescò. Quel che successe non so raccontar, tutte corsero a curiosar. Chi lo guardò, chi se ne spaventò e chi se lo fotografò. E per un mese intier tutte le forestiere non parlavano d'altro che del pesce can. Talian a Caprile stranier parton con dispiacere, non potendo mai d'Italia il cielo e il mar e il pesce can scordar. Bravo! Nicola Tormoni!